Tra le tante manifestazioni cui capita di assistere a Venezia, la loro è stata tra le più singolari e soprattutto tra quelle che hanno suscitato più curiosità e simpatia. Non vedenti e ipovedenti da tutto il Veneto si sono dati appuntamento sul piazzale della stazione Santa Lucia per festeggiare la giornata nazionale dei cani guida. Facciamo una passeggiata dalla stazione di Santa Lucia fino a San Marco e ritorno al fine di sensibilizzare e far conoscere il cane guida a chi ancora non lo conosce. Abbiamo portato dei volantini da distribuire e in più saremo pronti a rispondere tranquillamente e a farli conoscere. Pochi, ad esempio, sanno che per legge il cane guida può entrare ovunque, pena una multa fino a 2.500 euro. Ma soprattutto su molti di questi splendidi esemplari campeggia l'avviso «Non disturbatemi, sto lavorando», a prevenire gesti d'affetto dei passanti che, seppur animati dalle migliori intenzioni, potrebbero essere di disturbo. Non solo molto belli ma anche molto professionali, i cani guida hanno superato brillantemente una prova tutt'altro che facile: accompagnare i loro padroni in una Venezia sempre più stipata di turisti, dove lo slalom tra i trolley si somma ad un percorso che prevede ponti, calli e callette. Sono passata dall'usare in autonomia il bastone e muovermi col bastone, quindi ad avere il cane guida, ed è tutta un'altra vita, molto più rilassante, molto più semplice. Ci sono ovviamente delle difficoltà differenti rispetto a usare il bastone, però è molto più facile muoversi. Lei quanti cani ha avuto? Questo è il terzo, questo vivace qui a fianco a me sarebbe il terzo. Hanno personalità diverse. Tutti e tre diversi, come noi persone, incredibile, hanno una loro personalità, un loro carattere, un loro comportamento, una loro sensibilità. Sono tutti e tre diversi. La passeggiata veneziana in fondo è anche una piccola festa, un modo di fare comunità che davvero esiste tra queste persone, la onlus che le rappresenta, i loro amici a quattro zampe e la scuola triveneta di addestramento che, come ricordano delle partecipanti, continua a seguire i cani guida anche nel periodo di affidamento ad una persona.